È lungo 112 chilometri, le sue sorgenti si trovano in territorio friulano e sono chiamate il Gorgazzo nel comune di Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Scende e sfocia vicino a Caorle, quindi in Veneto. Per molti anni è stato il confine storico tra il Friuli e la Repubblica Serenissima. Stiamo parlando della Livenza. E Gira Livenza è un itinerario realizzato per scoprire una serie di siti di valore artistico, di valore culturale e naturalmente enogastronomico. Ce ne parla Patrizia Loyola qui a Belfiore, nella sede del Museo Etnografico della Civiltà Contadina. Gira Livenza è un progetto di valorizzazione del territorio della Livenza che coinvolge 6 comuni che sono dislocati lungo la Livenza e poi delle propaggini di Pramaggiore e Annone Veneto, quindi la zona proprio dove siamo oggi, dedicata in particolare alla viticoltura. Oggi i bike di Laguna Bike ci porteranno in giro per il territorio, in particolare in mezzo ai vigneti, perché questo appunto è un territorio che ha questa splendida vocazione, e in particolare toccheremo 4 cantine del territorio, 2 di Pramaggiore e 2 di Annone Veneto. Sono cantine molto diverse fra di loro, alcune storiche, alcune moderne, alcune biologiche, e quindi sarà interessante anche apprezzare queste differenze. Il percorso tra una cantina e l'altra si snoda in mezzo a vigneti o comunque ambiente naturalistico veramente molto bello. Partenza dal Mulino di Belfiore, che è un sito di importanza paesaggistica ma anche storico-culturale perché ospita un museo importante. Sì, il museo etnografico è proprio qui dove ci troviamo oggi. Questo alle mie spalle è questo mulino ancora in funzione e quindi è un sito molto interessante da visitare, oggi aperto ad esempio tutto il giorno, e fa parte proprio di questo percorso del Gira Livenza. Altri itinerari previsti, altri eventi previsti? Come si fa per contattarvi? Il contatto con tutto il progetto è immediato attraverso il sito che è www.giralivenza.it, quindi facilissimo, e poi possiamo anche seguire la pagina Facebook, il nostro account Instagram, quindi insomma ci sono tanti modi con cui contattare l'organizzazione, e a brevissimo sarà anche pronta un'app scaricabile con tutti i punti di interesse e quindi anche costruirsi autonomamente dei giri sia in bicicletta che a piedi che con i mezzi propri. Il nostro territorio è vocato all'enologia e alla viticoltura, l'80% del nostro territorio è vitato. Oggi siamo ospiti qui in questo momento di un'azienda importante, la cantina Paladin, che ci ospita, e con piacere noi facciamo vedere quali sono le nostre bellezze, che è il nostro territorio. Poche, come si dice, ma buone. Speriamo che questa sia una prima occasione di farci conoscere. Speriamo che ci siano anche altre, quindi speriamo che col Giro Livenza, che è quello che da poco tempo facciamo parte anche noi, ci possa dare la possibilità di incrementare la conoscenza del nostro territorio e dei nostri produttori. La nostra azienda ha già passato 50 anni, ha avuto le sue evoluzioni nel tempo, è nata, fondata da mio papà, siamo 2 fratelli che proseguono l'attività con i figli, quindi siamo alla 3ª generazione in attività. Adesso si chiama Casa Paladin perché casa in quanto le aziende sono 5 e sotto il tetto della casa trovano spazio le nostre aziende. Paladin, il nostro nome storico, Bosco del Merlo che si sta spostando più verso il Friuli, Casaluppo e Valpolicella sempre Veneto, Castelvecchi in Chianti e Castello Bonomi in Franciacorta. Gira Livenza è un bel modo per conoscere il territorio, per scoprire i gusti e i sapori, per venire in bicicletta a fare una visita alla cantina.
Sì, parliamo sempre più di sostenibilità e quindi la bicicletta è un mezzo molto sostenibile e noi siamo sempre stati fautori di dell'enoturismo e abbiamo presentato proprio pochi giorni fa un nuovo progetto che si chiama Il Tempio della Vite, che sarà realizzato proprio all'ingresso della nostra villa, un nuovo vigneto. Da una parte sarà il vigneto della Stoia, dalla vite strisciante, come possiamo trovare a Pantelleria, fino a Belussi, che era il vecchio vigneto del Trevigiano, e in maniera di presentare tutte le forme di allevamento italiane, e da un lato la parte ricerca, dove l'obiettivo primario è arrivare a produrre dell'uva con pochissimi trattamenti. L'azienda I Galli è una delle realtà storiche dell'estremo Veneto orientale. Ci troviamo nel comune di Pramaggiore, quindi a 2 passi dal Friuli Venezia Giulia, quindi una terra di confine. I vigneti dell'azienda I Galli si dividono appunto tra queste 2 importanti regioni viticole, racchiudendo in sé molte varietà sia autoctone che internazionali, che rappresentano un vero patrimonio per l'azienda. Azienda che nasce circa 50 anni fa, è giunta oggi alla sua 3ª generazione, e per quanto riguarda il prodotto che maggiormente ci rappresenta, che rappresenta maggiormente la nostra storia e tradizione, possiamo assolutamente nominare il nostro Lison classico di OCG, quindi a base di uve Tokai, che rappresenta appunto l'uva bacca bianca più importante, con una più importante storicità non solo per la nostra azienda, ma per tutto il comparto produttivo dell'estremo Veneto orientale. Grazie anche al Giro Livenza, che permette di conoscere questo bellissimo entroterra e questa zona ricca di tradizioni e ottimi vini. Qua Tenuta a Polvaro è un borgo del 1681, dove abbiamo cercato veramente di portare insieme la tradizione del territorio e l'innovazione e anche la tecnologia per produrre dei vini di grande qualità. A Tenuta a Polvaro siamo un'azienda certificata sostenibile, e siamo circondati appunto da questi bellissimi vigneti che si possono venire a vedere appunto anche in bicicletta, quindi ci sono dei percorsi stupendi che si possono fare proprio all'interno della nostra azienda, permettendo di non solo assaporare poi il buon vino per riprendere un po' di sali minerali, ma anche di poter proprio gustare l'occhio e i sensi immersi in questa bellissima natura. Carlini è un'azienda familiare, un'azienda che ha scelto di produrre e convertire tutta l'azienda al biologico ormai 34 anni fa, è un'azienda che ha scelto la sostenibilità molti anni fa proprio perché ci crede molto alla sostenibilità, ci crede molto al territorio, e portare un assaggio del nostro territorio, i nostri prodotti in tutto il mondo è la cosa che ci fa più piacere. Il biologico è la parte più apprezzata in tutto il mondo, oggi tutti parlano di sostenibilità di biologico, noi lo facciamo da 34 anni, anzi per noi ormai il biologico sta stretto, stiamo andando con i vitigni resistenti, con i piwi oltre il biologico, infatti è uno slogan che abbiamo registrato e brevettato. Sostenibilità vuol dire anche visitare le cantine con dei mezzi sostenibili. Oggi è stato fatto con il progetto Gira Livenza con la bicicletta. Questo è un bellissimo progetto, poter avvicinare i turisti dell'Alto Adriatico, che ne abbiamo tanti, dentro all'entroterra a pochi chilometri, sfruttando i fiumi, i canali che abbiamo, le strade sterrate, con una viabilità lenta, con queste biciclette facilitate che possono avvicinare a questi territori tutti i clienti, tutti i turisti che arrivano al territorio. È un bellissimo esempio di una sostenibilità, di visitare un territorio, di vendere un territorio e quindi i prodotti di quel territorio. C'è la possibilità di scoprire il meraviglioso territorio del Veneto orientale senza far fatica, in bicicletta. Allora, Laguna Bike è nata quest'anno sull'onda dell'entusiasmo verso le biciclette elettriche. Noi siamo a San Stino, a Biverone perfettamente, e noleggiamo queste biciclette e abbiamo la possibilità di visitare il nostro territorio, che va dalla laguna di Venezia ai lidi di Caorle, di Bibione, e fino ad arrivare anche all'entroterra e visitare i favolosi vigneti dei comuni di Anone, di Pramaggiore, e seguendo anche quello che è il percorso della Laguna Bike.
Questo primo evento di slow tourism, chiamiamolo così, ha rappresentato per noi, per tutto il nostro territorio, la prima esperienza di poter conoscere e far conoscere il nostro territorio nelle sue peculiarità. Quindi sia per quanto riguarda i territori, quindi con il percorso nel verde delle vigne, quindi nei terreni che vengono di solito coltivati a vigno piuttosto che in altre attività cerealicole, e soprattutto con la visita di alcune aziende del territorio che hanno potuto far così conoscere alcuni loro vini, insomma, che rappresentano il loro prodotto d'élite, e quindi diciamo per chi ha potuto partecipare, insomma, è stata una bella esperienza che credo e spero si possa riproporre in maniera anche più dilatata e più enfatizzata magari nei prossimi anni.